Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretto sulla pagina Facebook, ci vedono in Trentino, ci vedono in tutte le parti del mondo, ovviamente collegando sul nostro sito www.gruppotv7.com, cliccate live e potete vederci su qualsiasi territorio che copra ovviamente la terra. E adesso in pensione allora, Flo. Sì, In pensione, dedicato alla famiglia, 2 figlie, giovani, nessuna mi diceva prima della pubblicità non si è voluta laureare e studiare medicina, come mai? Di solito papà medico, qualcuno almeno, non dico entrambi, ma qualcuno prende, ha detto lei no, oppure è una libera scelta di loro? No, allora forse io avevo molto insistito quando loro erano alla scuola elementare, anche alla scuola media, perché imparassero le lingue. Anzi, all'epoca avevo detto dovete imparare le lingue e utilizzare bene il computer. Il computer ormai è superato perché col telefonino ormai siamo tutti super bravi. Le lingue mi hanno ascoltato, tant'è che una si è laureata in lingue e una si è laureata in una università. Un bel rapporto con loro? Sì, sì. Non la fanno arrabbiare? No. È stato severo? No, io credo di aver aiutato quando potevo aiutare. Ecco, il suo lavoro era tenuto lontano dalla famiglia, è stato un handicap, o è stato uno degli handicap, definiamolo tale, oppure... Beh, ma io ho sempre cercato di essere vicino quando potevo e per tanti anni abbiamo vissuto insieme, insomma. I montanari dicono sono dei testoni, lei è un testone? Pro quota sì. In che senso? Dove è più testone di altre parti? Ma insomma io sono testardo nell'andare fino in fondo. Si è mai guardato lo specchio al mattino? Quando si guardava lo specchio è sempre piaciuto? No, pensavo a che cosa dovevo fare durante la giornata e cercavo nel di piacere non fisicamente, dico nel piacere proprio di quello che doveva fare, cioè se lei aveva dormito la notte, tutti i pensieri che magari potevano incutere e seguire un'azienda con quasi 7.000 dipendenti e tant'altro. Dormire la notte è una cosa un po' importante. Io qualche volta ho dormito poco, nel senso che mi addormentavo tardi e mi svegliavo presto, a pensare anche a come affrontare certi temi e come gestirli. Insomma. Lei è stato uno dei protagonisti, assieme ovviamente finalmente, dico io, al Comune di Padova, alla Regione Veneto, nel diciamo, porre la firma per il nuovo ospedale. È stata una bella soddisfazione questa, guarda, qui vediamo proprio il momento della presentazione in Regione Veneto, dove c'erano tutti le mascherine, già avevo ancora quelle aeronautiche di mascherine, però non c'è, eccolo qui il terreno dove sorgerà il nuovo ospedale e verrà rifatto quello in via Giustiniani, insomma cambierà il volto sanitario di Padova. E lei è stato uno dei protagonisti che vediamo mentre viene fatto vedere il plastico di come sarà. È stato bello quel passaggio lì, dottor Flo? Ma per me è stata una delle più importanti soddisfazioni professionali, perché conoscevo la storia di 30 anni su cui non si era mai riusciti a trovare la quadra, non era affatto scontato. Devo dire che ci sono trovati nello stesso momento gli interlocutori principali, cioè Regione, Comune, Università, a condividere un progetto senza continuamente rilanciare su che cosa. Alla fine si è fatta sintesi, si è condiviso un progetto. Io ho lavorato singolarmente, ma avendo collaborazioni da tutte queste istituzioni. Devo dire che però non era mai accaduto. Solo nel 2016 la Regione fa una delibera che dichiara l'ospedale di Padova opera strategica della Regione. Questo ha aiutato molto. Ecco, poi tra l'altro lei quando è andato in pensione, che è andato via dal responsabile, un po' l'amministrazione qualcuno si era preoccupato che va via Flor, che è stato uno dei protagonisti, speriamo che il successore riesca a avere la stessa mentalità sotto l'aspetto organizzativo, invece è arrivato uno che piace anche lui che questa opera venga terminata e mi sembra che pediatria compreso i lavori stiano proseguendo, insomma. Sì, anzi faccio i complimenti perché sta lavorando seriamente e tenacemente, perché a questo punto non ci sono da prendere decisioni, bisogna far rispettare i tempi
e bisogna essere inflessibili. E questo lei lo è stato. Ecco il testone che viene fuori in maniera simpatica ovviamente, Ecco, di in Flor. in qualche passaggio ho dovuto essere un po' brusco perché non c'erano alternative. È O così o pomì. No, discutere quando non si deve discutere ma c'è da fare, io ho detto bisogna fare e avevo come criterio non di fissare una data, ma la prima data utile. Il giorno in cui si faceva la cosa era il primo giorno utile. Bisogna aspettare 30 giorni? Bene, il 31esimo. Cade di domenica, il lunedì. La gestione dei tempi è stata molto rigorosa perché altrimenti non si poteva arrivare, ed anche la gestione di tutta la parte da concordare è stata sempre... All'inaugurazione sarà presente quindi? Spero proprio di sì. Beh, ci sarà, dico, andrà comunque perché se lo merita, insomma, quel passaggio lì, di essere presente al taglio del nastro, insomma. Io vivo ancora molto a Padova, conosco bene e vedo lo sviluppo dei lavori e sono molto soddisfatto di come sta andando avanti la pediatria. Non ho dubbi che si andrà avanti anche con tutta l'operazione perché Ho poco tempo, l'unica cosa che volevo chiedere anche lei è che con i soldi del PNRR che sono arrivati perché riguardano la sanità sono tutti investiti in manufatti e poco nelle persone. Ecco, mi piacerebbe che un po' di più fossero stati investiti anche sulle persone e nelle persone, perché poi tu puoi costruire tanto di bello, ma se non hai le persone dentro che ci lavorino diventa, però sarebbe motivo di un'altra trasmissione anche questa. Il PNRR prevede solo investimento, le risorse bisogna trovarle in altro modo, ma Senta, vanno lei va trovate. in montagna quindi adesso? Io vado anche in montagna. Sì, l'anno prossimo mi diceva prima avrà un viaggio importante perché Zaia nel congedare ha detto, ha già scalato come dicevo prima l'Himalaya, l'anno prossimo mi diceva che avrà un bel... A fine aprile vado in Nepal e con l'idea di tornarci anche nella primavera prossima, vedremo le condizioni. E la moglie non sarà, sei andato in pensione, adesso vai via, vai in montagna, vai via e mi lasci qui da solo. No, la moglie viene. Ah, viene che la moglie? Certo. Ah, viene che lei a scalare? Certo. Ah, non sapevo, vabbè, allora va benissimo, allora può rimanere lì anche una vita. Senta, l'ultima domanda che faccio, nel ringraziarla di averla avuta ospite, dottor Flor, e spero di rivederla ancora in questa trasmissione. Le faccio una domanda, lei deve rispondermi però in una, non deve essere vago, è sempre stato sincero. Lei è sulla torre e c'è sulla torre Luciano Flor, direttore generale della Sanità Veneto, e c'è sulla torre Luciano Flor, direttore dell'azienda ospedaliera di Padova. Quale butta giù? Resta sul direttore dell'azienda di Padova. Rimane su quello direttore generale, non avevo dubbi. Grazie dottor Flor, è stato un piacere averlo avuto ospite, buona passeggiata in montagna se così si può definire, grazie di essere stato qui. Grazie a lei e grazie a tutti gli spettatori e i telespettatori che avranno modo insomma di fare qualche osservazione, qualche commento. Io sono molto contento perché ho ricevuto tanti feedback dalle persone a Padova di quello che facevo, di quello che dicevo, e per questo considero Padova una città viva e una città molto interessante anche. Sono anch'io tra viverci. quelli che ne hanno dato quelli positivi, certo. Sono anch'io, e anche i miei colleghi, molti miei colleghi che lei conosce bene. Grazie dottor Flor, invece do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares, buonanotte. Bene.